Siamo con l'autore del libro, il professor Enzo Di Natali. Di cosa si parla all'interno di questa sua nuova pubblicazione? Il titolo è Bioetica e Magistero. Quando noi parliamo di bioetica significa la vita umana, come noi ci dobbiamo comportare dinanzi a determinate questioni, dinanzi all'aborto, dinanzi alla fecondazione artificiale, l'eutanasia, l'accanimento terapeutico, i trapianti di organo, la ricerca scientifica, le cellule staminali. In poche parole, il libro Bioetica tratta questi argomenti e li tratta secondo l'insegnamento della Chiesa, da Papa Pio XII fino a Papa Francesco. È un'opera di 950 pagine dove per ogni argomento viene analizzato tutto l'insegnamento dei vari pontefici, nonché di tutto quanto ogni conferenza episcopale di tutto il mondo ha detto su questi argomenti. Il lavoro è stato definito dalla Pontificia Accademia per la Vita impressionante perché è l'unica opera che c'è al mondo. Non è un vanto, ma è una è una constatazione. Un libro ha avuto anche il giudizio positivo da parte della stessa Pontificia Accademia per la Vita, che l'ha definito impressionante. Si è voluto dare così un lavoro agli ricercatori in modo che sappiano cosa la Chiesa su questi argomenti ha detto nel corso del tempo. Un'interessante iniziativa fatta anche dalla Dante Alighieri della presentazione di un testo altamente qualificato del professor Enzo Di Natali. Sì, tra le varie iniziative programmate per questo anno vi è anche la presentazione del libro del nostro professore Enzo Di Natali, Bioetica e Magistero, un libro abbastanza interessante che oggi viene presentato da eccellenti relatori. Penso che oltre ad offrire un'opportunità agli iscritti alla società Dante Alighieri, un'opportunità per il territorio. Sono convinta infatti che attraverso la cultura e anche si riescono a raggiungere determinati obiettivi che coinvolgono il territorio e che coinvolgono l'intera comunità. È un libro effettivamente unico perché tratta tutti i documenti che sono stati emanati nell'ambito del Magistero della Chiesa, diciamo dalle origini sino ad ora, aggiornatissimo, arriva sino ai documenti di Papa Francesco, però il professore Enzo Di Natali ne parla potremmo dire quasi in maniera laica, cioè analizza documento per documento presentando tutta una serie sia di schede interpretative di sintesi ma nello stesso tempo di guida a quelli che sono tutti i temi della bioetica. Veramente ricchissimo, è una serie documentatissima di documenti, tant'è vero che è stato utilizzato come testo dalla facoltà di teologia proprio del Vaticano, cioè per il valore che questo libro acquista.